Si intitola Marco, l'ultima bandiera, il docufilm sull'ultimo portabandiera del patriarcato di Aquileia, Marco di Moruzzo. L'opera è prodotta da Arlef. Presentata questa mattina a Udine, in Regione, l'opera Marco, l'ultima bandiera, un docufilm che vede Marco Fabbro come regista. Il regista è qui accanto a me, quindi gli chiediamo che lavoro c'è stato alla base di questo docufilm. Buongiorno a tutti quanti. La fase più importante nel momento in cui si realizza un docufilm è sempre la sceneggiatura, la scrittura. Quindi abbiamo iniziato a scrivere l'anno scorso, da marzo dell'anno scorso, la sceneggiatura, dopodiché siamo andati a fare le riprese lo scorso autunno, inizio inverno. Abbiamo coinvolto veramente tante persone, almeno 250 persone, tra armigeri, comparse, comunque gli attori che dovevano interpretare tantissimi personaggi, perché comunque la storia va dal 1300 fino al 1421, quindi dovevamo coprire un arco temporale molto grande, molto importante. Ben coinvolto, mi fa piacere anche neonati, animali, abbiamo ricreato delle battaglie, per cui è stato un lavoro abbastanza complicato. Gli storici ci hanno dato una mano incredibile per ricostruire i fatti storici, le ricostruzioni delle varie scene di fiction che sono state realizzate, perché comunque è un docufilm, quindi ci sono sia le interviste agli storici ma anche c'è tanta fiction. La mia idea fin dall'inizio era comunque di coinvolgere gli storici all'interno della fiction, quindi ogni volta che c'è una scena che abbiamo girato, poi in una maniera registica introducevo lo storico che poi spiegava bene quello che lo spettatore aveva appena visto. E poi c'è stato un lungo lavoro di post-produzione quest'anno e adesso siamo qua a presentare il nostro progetto. È un docufilm che racconta una figura importante per la storia friulana. Sì, si parla di Marco, signore di Moruzzo, che praticamente è stato l'unico nobile che ha deciso di mettersi contro la Repubblica di Venezia, che voleva sostanzialmente conquistare tutto il nord-est, quindi conquistare il patriarcato di Aquileia che era in quegli anni, e Marco era una figura importante perché era il vessillifero del patriarca, una tradizione comunque che è stata data di famiglia in famiglia, fin dal nonno nel 1300, quindi Marco come figura sentiva molto questa importanza, questo peso che aveva, ed è stato l'unico un po' che si è opposto alla Repubblica di Venezia, che voleva conquistare tutto. A quei tempi c'era il doge Tommaso Mocenigo, che comunque ovviamente voleva anche il nostro territorio, no? Sotto la dominazione veneziana, perché comunque il Friuli era il centro dell'Europa, era molto importante, e quindi nonostante comunque ci fosse anche il Regno di Ungheria che aveva, che era sul nostro territorio, nessuno è riuscito poi a opporsi alla Repubblica di Venezia. Molti nobili poi sono stati anche comprati, e quindi alla fine, fino a quando è arrivato Napoleone, Venezia ha dominato. Un documento importante per tutti i friulani, ma anche per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla storia del Friuli e alla lingua friulana, perché c'è anche la versione in lingua friulana. È qualcosa di estremamente lungimirante, credo, che va ad unirsi a tante altre produzioni che sono state realizzate nel corso del tempo, ma soprattutto questa va a definire un'epoca fondamentale che è l'arrivo della Repubblica di Venezia, e quindi cambia tutto quello che è il patriarcato, e da lì si passa ad un altro tipo di storia. Quindi c'è appunto questa evidenza importante, ma soprattutto c'è la lingua friulana. Importante il lavoro anche di approfondimento storico fatto appunto da Arlef. Assolutamente sì, è un grande lavoro di ricerca preliminare, ma soprattutto anche contestuale, quindi anche con capacità di poter dare il massimo risalto ai costumi, ai luoghi, e quindi diciamo che il lavoro è stato alacre ma ha dato grandi frutti.